fuori il carattere i Coglioni, giocatori. i coglioni. Puoi dirlo perché oggi era quello, però oltre a quello c'è stato anche tanta qualità, tantissima. Contro una squadra peraltro secondo me che gioca per adesso il miglior calcio della Serie D. Devo fare i complimenti a loro perché sono una squadra veramente ben organizzata, hanno idee, ma lo sapevo perché l'avevo visti sui video. Non ci dimentichiamo che la scorsa settimana hanno fatto 6 gol No, è il presidente che fa. No, e hanno fatto 6 gol alla Lavagnese, quindi non per caso. E oggi noi avevamo veramente il fuoco nelle vene per far tutto quello che era possibile per vincere la partita. Il primo tempo è stato bugiardo, perché era un primo tempo da finire 3-0 minimo. Il secondo tempo abbiamo sofferto parecchio, ma come ho detto prima, con gli attributi siamo riusciti a portarla a casa. E bravi tutti e bravi anche gli avversari che ci hanno incitato a fare molto di più di quello che perché ci sono state delle cose che mi hanno dato enormemente fastidio, ma non ne voglio più parlare. Io non sopporto quando parlano male dei miei calciatori, quando parlano male perché non mi va. E allora si è scatenato qualcosa dentro da parte di tutti che ha fatto sì da tirar fuori questi attributi importanti, oltre alle qualità che hanno, e magari ci insultassero sempre ogni partita, così almeno. Anzi, adesso li insulto io perché mi hanno rotto veramente le palle a me, perché basta, devono fare quello che hanno fatto oggi, poi se uno è più forte o meno forte e vince meritatamente va bene, però da oggi in poi non si perdona più niente a nessuno, lo spirito deve essere questo, e ce l'hanno e devono tirarlo fuori a ogni partita, non che la tiri fuori una partita sì, una no, qualcuno dice in casa siamo in un modo, qualcuno dice in casa e fuori casa in un altro, non esiste. Loro lo sanno, questa settimana ero incazzato nero perché domenica scorsa siamo usciti da un campo difficile, senza punti, ma se ci credevamo un pochettino di più potevamo farli. Oggi siamo entrati in campo sapendo che dovevamo fare punti e questa è stata la differenza. Quindi non temi che poi in trasferta ci siano delle difficoltà, che ci sia una differenza tra le partite in casa e quelle in trasferta? Per adesso ho trovato una differenza di atteggiamento, di mentalità, ma le occasioni create fuori casa sono state pari a quelle create in casa. Guardiamo i 2 rigori fuori casa, guardiamo le occasioni a Borgosesia, guardiamo le occasioni anche domenica che sono state importanti. Forse l'unica partita dove si meritava di perdere era Tortona perché è una squadra molto attrezzata. Le altre, con tutto il rispetto che ho per tutti, sempre ci abbiamo messo del nostro e non voglio che accada più. Non voglio più che accada una roba del genere perché quando fanno queste cose tipo quelle di oggi, poi ripeto c'è l'avversario, è più forte, vince, non mi interessa. Non avrei, oggi per esempio alla fine se fischiava un rigore per loro magari qualcuno poteva anche recriminare, come no, finiva 1-1 eri qui disperato, però non avrei rimproverato nulla perché c'è stata una grandissima prestazione di un gruppo che ha dimostrato, che dimostra tutte le settimane di avere attaccamento alla maglia, di avere le palle, di essere propositivo e dai, di giocare anche bene, perché poi alla fine stiamo facendo bene. Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto diverse situazioni di gioco importanti contro una squadra che, ripeto, ha fatto 6 gol la domenica scorsa. E sulla tua espulsione? Giusta. È giusta? Sì, è giusta. Ho recriminato troppo, ero troppo carico. Però dai, facciamo 6-1. Sì, 6-1 è... Una buona media, dai. Facciamo 6-1 va bene. 6-1 va bene. 6-1 va bene. 12-2, 24-4, 36-8. Lo segniamo come l'avvento. Lo segniamo come l'avvento, sappiamo già. No, è stata giusta. È stata giusta perché ho recriminato sul fallo laterale in maniera troppo veemente, però ero... non giudicate di là, perché se venite di qua, se non avete quel tipo di atteggiamento vuol dire che non siete vivi.
dopo tutte le chiacchiere della settimana e tutte le situazioni che ci sono, arrivi che sei veramente... io ci tengo. Ci tengo perché è il mio lavoro, ci tengo perché tengo alla causa e ci tengo soprattutto perché voglio vedere felici questi 4 deficienti che quando sono felici sono veramente contento per loro, perché li voglio bene e a chi dice che sono attaccato ai giocatori è vero, mi affeziono e quindi mi affeziono affinché fanno quello che devono fare. Perciò complimenti a tutti loro e speriamo di dare continuità ai risultati.